Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Incendi, tregua nel Messinese grazie anche alle piogge, ma è stata una notte da incubo. Numerosi comuni aggrediti dalle fiamme, evacuate 150 persone. In carcere per corruzione l'ex giudice Saguto, il marito e 2 amministratori giudiziari. Avrebbero gestito in modo clientelare i beni confiscati alla mafia, una vicenda giudiziaria che dura da 9 anni. Il ponte sullo stretto al centro della politica regionale, favorevole Lombardo, leader degli autonomisti dell'MPA, freschi del patto con la Lega. Nel PD il sì di Cracolici mette al suo quadro il partito che rimane ufficialmente contrario. Rifiuti per la regione è confermato, 2 termovalorizzatori a Palermo e a Catania, no di Legambiente che insiste sul riciclo. Intanto l'abbandono dei rifiuti in strada diventa reato penale. Rivelazioni sugli affari di Messina Denaro Latitante, acquisti da grossista negli ambienti delle forniture orafe a Vicenza, Valenza Po e Arezzo. La conferma delle attività del boss nei verbali degli interrogatori di Palermo. L'autunno è arrivato anche in Sicilia, oggi piogge e temporali sparsi, domani allerta gialla per il maltempo, ma il caldo tornerà. Calcio Serie C, nell'anticipo di ieri il Messina pareggia in casa del Picerno, 1-1 il finale e domani tocca al Catania, che contro il Taranto vuole tornare a vincere al Massimino. Pallavolo, esordio della Saturnia domani in Superlega. Ai nostri microfoni il palleggiatore Orduna, pronti per conquistare la salvezza nel campionato più difficile del mondo. Ben trovati, incendi nel Messinese, la situazione è tornata sotto controllo nelle ultime ore grazie anche alle piogge, ma è stata una nottata da incubo per diversi comuni avvolti dalle fiamme. 150 le persone evacuate. Francesco Triolo. Una notte d'inferno vissuta a pochi centimetri dalle fiamme, quella degli abitanti di alcuni paesi del Messinese, San Pierniceto, Condrò, Gualtieri, Gioiosa Marea, le comunità più colpite dagli incendi che stanno devastando ettari di territorio della riviera tirrenica. Il vento non ha dato tregua per tutta la notte ed ha peggiorato una situazione già critica dalla serata. A San Pierniceto, in contrada serra, le fiamme si sono estese per tutta la vallata, arrivando sino alle abitazioni e moltissimi residenti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Circa 150 le persone evacuate. A Gioiosa Marea alcune abitazioni ed un villaggio turistico sono stati raggiunti dalle fiamme. Decine sono le case bruciate, specialmente nei tetti in legno, infissi esterni e tettoie. Le fiamme in 4 casi sono arrivate anche all'interno. Sul posto uomini della forestale, della protezione civile, vigili del fuoco, un dispositivo di emergenza raddoppiato e tenuto sotto controllo dall'unità di crisi sempre attiva in prefettura a Messina. Sono inoltre intervenute decine di squadre di volontari antincendio dalle province di Catania, Agrigento ed Enna, attivati e coordinati dai funzionari del Dipartimento di Protezione Civile. Da questa mattina si registrano anche svariati lanci dai Canadair, soprattutto nei territori di Gualtieri, Sicaminò e Condrò, e la situazione nel complesso adesso è sotto controllo e migliorano anche le condizioni meteo. In carcere la giudice Silvana Saguto, condannata per corruzione con sentenza definitiva, è stata prelevata dalla finanza nella clinica di Palermo dove era ricoverata per problemi di salute. Per la Cassazione ha gestito in modo clientelare i beni confiscati alla mafia. Maglio Viola. Si sono aperte le porte del carcere per l'ex magistrato radiato Silvana Saguto, presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nel cui ruolo è stata accusata di aver abusato. I finanzieri di Palermo, su ordine della Procura Generale di Caltanissetta, hanno arrestato l'ex giudice e il marito Lorenzo Caramanna, per i quali è arrivata la sentenza di Cassazione, che però aveva annullato con rinvio le condanne, disponendo un nuovo processo d'appello. L'avvocato dell'ex magistrato Ninni Reina annuncia che presenterà immediatamente ricorso contro l'arresto e chiederà un incidente di esecuzione. A disporre l'arresto della giudice, che deve scontare una condanna a 7 anni e 10 mesi per corruzione diventata esecutiva, è stata la Procura Generale di Caltanissetta diretta da Fabio Danna. La Cassazione ha annullato infatti soltanto una parte residuale del verdetto d'appello a carico dell'ex giudice delle misure di prevenzione di Palermo, ordinando un nuovo giudizio per la rideterminazione della pena.
Ma dai calcoli fatti dalla Procura Generale è emerso che la parte della condanna divenuta irrevocabile è superiore ai 4 anni e quindi non può essere sospesa. Da qui la decisione di disporre l'arresto quando tutti avevano ritenuto che il carcere per l'ex magistrato fosse ormai quantomeno rinviato. Stesso ragionamento è stato fatto per il marito Lorenzo Caramanna, che dovrà scontare 6 anni e 1 mese, e per gli ex amministratori giudiziari che la magistrata avrebbe favorito in cambio di regali e denaro, Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara, che hanno avuto comminate pene rispettivamente di 6 anni e 8 mesi e 7 anni e 6 mesi. La giudice è stata prelevata in una clinica ed è stata condotta nel carcere di Pagliarelli. Anche per il marito Lorenzo Caramanna si sono aperte le porte del medesimo carcere. Nel carcere di Ria Bibbia si è costituito il professor Carmelo Provenzano, mentre l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate. Il ponte sullo stretto, le infrastrutture, l'autonomia differenziata. Il leader dell'MPA, Raffaele Lombardo, incontra gli autonomisti per spiegare il patto con la Lega, mentre il PD si spacca proprio sul tema della grande opera. Luca Ciliberti. Presidente, si è parlato anche di una contropartita in questo accordo con la Lega, un ruolo per lei politico in prima persona? Elettorale o... Si parla di un sottosegretariato. Scusate, cioè io conoscete, come dire, la dignità, non dico l'orgoglio, ma io sono stato il presidente della regione che ha il rango di ministro, vado a fare il sottosegretario e neppure il ministro, ve lo posso assicurare. Il patto federativo tra Lega e Movimento per l'Autonomia in vista delle Europee 2024 alimenta in retroscena e rafforza l'asse Salvini-Lombardo, che hanno sottoscritto un accordo partendo proprio da un obiettivo comune, la costruzione del ponte sullo stretto. La Lega oggi ci assicura la ripresa di quel grande progetto che era la nostra bandiera, il ponte sullo stretto, e una serie di infrastrutture, non pensiamo solo al ponte. E se gli autonomisti rilanciano in chiave pro ponte, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini trova anche un'altra sponda favorevole, certamente inaspettata. Si tratta del deputato regionale del Partito Democratico Antonello Cracolici, che in queste ore ha espresso chiaramente la propria posizione. Ribadisco il mio non essere contro il ponte sullo stretto di Messina per partito preso, spiega in un lungo post sui social a scanso di equivoci. Per finanziare l'avvio del ponte sono stati utilizzati esclusivamente 1,2 miliardi di euro destinati alle opere infrastrutturali per la Sicilia. Se il governo nazionale vuole fare il ponte, conclude che, considero una strada, deve investire con risorse proprie su questa opera e non sottrarre le risorse a una terra che ha necessità di intervenire su strade, reti ferroviarie, porti e aeroporti. Imbarazzo nel Partito Democratico, che oggi è contrario all'infrastruttura che invece sponsorizzava quando il partito era a trazione renziana. Rifiuti, la Regione conferma, sia i termovalorizzatori, 2 impianti saranno realizzati a Catania e a Palermo. Rimane il no di Lega Ambiente. Eva Spampinato. Un dibattito lungo una vita che potrebbe risolversi, almeno sulla carta, con un parere entro poche settimane. Palermo e Catania potrebbero ospitare 2 termovalorizzatori, 17 su 18 delle società di servizi di rilevanza regionale, le società consortili per azioni che si occupano del servizio di gestione integrata dei rifiuti, hanno dato il parere positivo. Lega Ambiente invece si scaglia contro a favore di impianti industriali per il riciclo. Sulla gestione dei rifiuti in Sicilia arriva il nuovo annuncio da parte dell'assessore regionale all'energia e ai rifiuti Roberto Di Mauro. Abbiamo immaginato per le zone ad alta densità abitativa come Palermo e Catania la realizzazione di 2 termovalorizzatori, spiega, ma ci confronteremo con chi è di parere contrario come Lega Ambiente. Il percorso del termovalorizzatore di Catania si dovrebbe definire, almeno per la parte che riguarda il parere della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana, entro il mese di ottobre. Occorre fare in fretta, spiega ancora l'assessore Di Mauro. La prossima settimana inizieremo il percorso per il piano dei rifiuti. Ci vorranno 45 giorni per le osservazioni, poi l'esame delle osservazioni si redige, a conclusione l'iter d'aula. Sarà necessario indicare gli indirizzi dell'impiantistica e i processi di natura industriale da seguire. Sia Energia SRL, la società della galassia Alfa Acciai, aveva già presentato mesi fa la sua idea di termovalorizzatore, un impianto enorme, il più grande della Sicilia, capace di trattare circa 550.000 tonnellate di immondizia all'anno. La sua costruzione è immaginata non senza perplessità nei pressi dell'Ikea, alla zona industriale di Catania. Intanto l'abbandono dei rifiuti, anche il sacchetto in strada, è diventato reato penale. Denuncia e maximulta per chi non rispetta le regole. Soddisfatti i siciliani, ma non manca chi dice che siamo comunque in ritardo. Francesco Aloi.
La carta va con la carta, la plastica con la plastica e l'umido con l'umido. Ma che significa? Pierpaolo ha introdotto la differenziata. E il piatto di plastica? Prima lo lavi e poi lo butti! Nell'ora legale di Ficarra e Picone, come nella realtà, non tutti però cercano risposte su come conferire bene i rifiuti. Così c'è chi la differenziata non la fa proprio e abbandona i rifiuti per strada. Adesso però per gli incivili scattano la denuncia penale ed una multa da 1.000 a 10.000 euro. Ci voleva, perché in effetti le strade sono troppo sporche. Speriamo che la fanno funzionare questa legge, perché sarebbe giustissimo. È giusto punire quelli che lasciano la monnezza, è giusto. Con una modifica del testo unico ambientale, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati cittadini diventano quindi reato penale. Prima scattava solo una sanzione amministrativa, ora non è più così. Era un'idea che dovevano avere prima, ora siamo in ritardo. Ormai... Perché? Perché ci siamo abituati ad avere la spazzatura in giro per la città. Sarebbe anche bello tenere pulita una città. Chi getta un fazzolettino, una cicca di sigaretta o qualcos'altro di piccolissime dimensioni incorrerà soltanto in una multa. Le misure contro chi sporca ci sono e sono sempre più stringenti. Bisognerà capire però se le telecamere installate per beccare gli incivili siano funzionanti e soprattutto vanno aumentati i controlli. Ma serve più che altro un'educazione, a cominciare dalle scuole, dalle famiglie. Siamo degli eterni maleducati, quindi la spazzatura è qui e dappertutto. Si dovrebbe fare qualcosa, ma prima bisognerebbe educarci di nuovo. Come secondo lei? Non lo so, bisognerebbe nascere di nuovo. Gli investigatori continuano a indagare sulla rete di fiancheggiatori e le coperture di Matteo Messina Denaro, piste che portano anche tra gli orafi di Vicenza, Valenza Po e Arezzo. Laura Spanò. Morto Matteo Messina Denaro, l'attività investigativa su quanti in questi 30 anni lo hanno protetto e aiutato non si è chiusa. Le indagini proseguono su tutta quella fitta rete di protezione di cui Messina Denaro ha goduto a partire dai cosiddetti colletti bianchi. Se è vero, come ammette lui stesso davanti ai giudici a febbraio scorso, poteva liberamente muoversi, viaggiare, ritornare in Sicilia, dove stava per 15 giorni per vedere i suoi familiari, mentre veniva ricercato da tutte le polizie del mondo. Una rete di fiancheggiatori lunghissima, quella su cui stanno lavorando gli 007 dei ROS e che riguarda non solo i medici compiacenti che lo hanno avuto in cura in questi ultimi anni, ma soprattutto gli imprenditori con cui Messina Denaro, tra cui Francesco Geraci, il gioielliere che custodì l'oro di Totò Riina, amico d'infanzia e suo complice, poi collaboratore di giustizia e morto a causa di un cancro, facevano affari. La gioielleria di Castelvetrano era stata realizzata dal fratello di Francesco, Andrea, anche lui morto, tutti soci in affari. Fu Andrea a paventare l'idea a Messina Denaro che bisognava ingrandirsi e se lui voleva partecipare c'era bisogno di liquidità. Quella che avevano i fratelli Geraci non era una gioielleria, ma un deposito all'ingrosso di oreficeria. Quell'oro a quei tempi si comprava a Vicenza, ad Arezzo, a Valenza, si compravano 15, 20, 30 kg di oro. Rimane da capire chi siano stati gli eventuali interlocutori vicentini, arentini ed alessandrini del capomafia e che tipo di relazioni affaristiche siano state intessute negli anni. Le rivelazioni fatte ai magistrati del boss in quell'interrogatorio sembrano solo la punta di un iceberg la cui parte sommersa potrebbe essere molto più sostanziosa e interessante. A Siracusa è finito in carcere un 38enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti dell'ex compagna, oltre che di maltrattamenti, lesioni personali e revenge porn ai danni della donna. Secondo la denuncia della vittima, l'uomo l'ha ripetutamente percossa e minacciata di morte anche in presenza della figlia minore, dopo averla abusata sessualmente. L'autunno è arrivato anche in Sicilia, oggi piogge e temporali sparsi, domani allerta gialla per il maltempo, ma il caldo tornerà. Marco Gullà.
Dal caldo alla pioggia, tutto in meno di 24 ore. Metamorfosi meteorologica in Sicilia. Se ieri le temperature avevano sfiorato anche i 38 gradi, oggi si sono decisamente abbassate. Un assaggio di autunno. Temperature in discesa, piogge e temporali in arrivo e condizioni meteo avverse. Dopo il gran caldo degli ultimi giorni, che ha causato anche diversi incendi, arriva il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla per le prossime ore nell'isola. Un cambio repentino condito da rovesci temporaleschi con possibili grandinate. Come vediamo anche da questa grafica, sono 7 le province interessate dall'allerta gialla. Si tratta di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, mentre le precipitazioni sono previste anche nel Ragusano e Siracusano, uniche 2 aree in cui l'allerta gialla non è stata indicata. Temporali previsti in diverse ore della giornata, in particolare nella parte occidentale dell'isola. E poi, verrebbe da dire, finalmente si registra un netto calo delle temperature. Ma attenzione, perché già a partire da martedì della prossima settimana le temperature si alzeranno nuovamente, per la gioia di chi ne approfitterà per un bagno a mare fermamente fuori stagione. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, il pareggio del Messina e la vigilia del Catania. Per la pallavolo l'esordio domani della Saturnia in Superlega. State con noi. Andiamo con il calcio, pareggio 1-1 del Messina nella trasferta di Picerno nella 9ª giornata di campionato di Serie C. Il gol nella ripresa al 25esimo, a vantaggio dei lucani con Murano. Dopo 5 minuti rigore dei giallorossi trasformati dall'ex Mausso. Sergio Colosi. Un Messina aggressivo e volenteroso lascia Picerno con un punto pesante nella partita in cui mancano 3 titolari, troppi per l'organico giallorosso, e 2 giovani, Salvo e Darini, sono all'esordio. Nonostante le avversità, alla fine se una delle due deve rammaricarsi è la squadra di Modica, imprecisa nelle conclusioni. Partita con tanti errori e scarsa lucidità. Il sinistro dell'ex Mausso apre le occasioni, che saranno rare e concentrate nello spazio di pochi minuti, sia nel primo che nel secondo tempo. Ragusa di testa a distanza quasi zero dalla porta, si divora il vantaggio sulla correzione aerea di Plescia. Dall'altra parte Allegretti impegna Fumagalli, decisivo nonostante l'inattività della prima frazione. Messina e Picerno si annullano anche per metà ripresa, fino al minuto 25, quando Fumagalli salva sul sinistro di Guerra, ma sull'assist di Albadoro il primo pallone toccato nell'area piccola dal bomber Murano è quello del vantaggio e del 9° gol del capocannoniere del girone. Trascorrono 5 minuti, Plescia difende un pallone in aria, Gilli entra in contatto e per l'arbitro Vergaro di Bari è rigore. Il Picerno protesta, il Messina passa all'incasso con Emmausso, perfetto dagli 11 metri e ancora a segno da ex come già avvenuto con le maglie di Vibonese e Campobasso. Le due squadre vogliono vincere, un tentativo per parte e sempre in un arco temporale ravvicinato. Plescia rovina la sua partita da 7 con un tiro sporco a pochi passi da Summa Graziato, mentre nel finale ci vuole la solita parata decisiva di Fumagalli su Sant'Arcangelo per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Giuliano. Il Catania non può più sbagliare, gli etnei inseguono la vittoria contro il Taranto al Massimino, Tabbiani si gioca molto e ha in mente alcuni cambi nell'11 titolare. Marco Carli. Nessun altro jolly da giocarsi, perché la classifica parla chiaro, il Catania è dietro, al di là della partita da recuperare col Brindisi che si giocherà il 1 novembre alle 16:15, ma intanto in mezzo a un tour de force fatto di 7 match in poco più di 20 giorni il Catania parte, anzi per meglio dire vuole ripartire dal Taranto. Al Massimino gli etnei cercano i 3 punti che in casa mancano dal 17 settembre scorso, 2-0 con il Picerno. I ragazzi hanno fatto una settimana mondiale sotto 1000 aspetti. Oggi abbiamo avuto un incontro che ci ha dato grande sostegno. Abbiamo parlato tanto e lo dico prima della partita, speriamo domani di non essere smentito, ma difficilmente quando si percepiscono delle cose ciò accade. Ho la sensazione che sia un inizio importante di quello che potremo andare a fare. Il tecnico rossazzurro deve fare i conti ancora con le assenze. Silvestri squalificato, Quaini, Deli e Rocca out. In compenso rientra Bocic che si candida per una maglia da titolare nel tridente d'attacco e si riaffacciano Chiarella e Rapisarda. Probabile Lorenzini al centro della difesa e Rizzo o Ladinetti in mediana con Zanellato e Zammarini. Quello che è più importante è che dobbiamo avere la sensazione
io, i ragazzi, voi, i tifosi, di giocare 90 minuti da squadra senza farci condizionare da qualsiasi evento viene dentro la gara. Catania-Taranto sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte mezz'ora prima dell'inizio del match con il pre-gara e le formazioni, poi gli interventi dal Massimino e i commenti da studio fino alle interviste post-gara, più di 3 ore live per vivere insieme la partita dei rossazzurri. Quindi appuntamento domani. Passiamo alla pallavolo. La Saturnia domani esordisce in Superlega in casa dei campioni del mondo con del Perugia. Il capitano Orduna parla ai nostri microfoni nel corso di preview. Vogliamo centrare l'obiettivo salvezza, dice. Ascoltiamolo nel servizio di Marco Carli. È tutto pronto in casa Saturnia Farm Italia. L'esordio domenica alle 20 in casa di Perugia. La squadra che detiene il titolo di campione del mondo per club non segna solo l'inizio della Superlega per la stagione attuale, ma anche il ritorno della città etnea nella pallavolo che conta. E conta in tutti i sensi, perché il campionato italiano è il migliore del mondo. Lo stimolo è molto alto. Chiaramente, come dici te, il campionato italiano è secondo me quello più forte al mondo, oltre a quello della Polonia, che noi siamo stati a fare il torneo là, e la Russia. Sono dei 3 paesi dove i tornei sono più forti, però in Italia, se tu guardi le squadre, sono tutti i giocatori più forti al mondo sono qui, quindi come spettacolo, come livello è molto alto. L'argentino Orduna è da 16 anni in Italia e proprio da Catania aveva iniziato quando era giovanissimo. Adesso è chiamato a fare il meglio per una città che ha sempre apprezzato e seguito questo sport. Perugia è la prima difficilissima tappa, ma già domenica prossima si gioca al Pala Catania con Cisterna, squadra che insieme ad altre rientra nel novero delle rivali per la salvezza, dei ragazzi guidati da Cesar Douglas. Noi dobbiamo pensare settimana a settimana, è l'avversario che arriva, ok, qua cosa possiamo fare e giocare. Esatto. Però poi sulla carta chiaramente ci sono le prime 5, diciamole così, e poi guardando il roster delle squadre credo che Cisterna, Padova, Taranto sono squadre che possono essere simili a noi, però poi non è detto che vai a giocare contro Monza, vai a giocare con Milano, vai a giocare con Verona e te la giochi alla pari. Il nostro primo obiettivo è la salvezza e giocare tutte le partite, quindi da lì in poi punteremo un po' più in alto. Non abbiamo neanche finito di parlare bene dei repulisti delle forze di polizia a San Benillo Vecchio a Catania, che veniamo a sapere che sono stati denunciati per resistenza e violenza 2 giovani pluripregiudicati, protagonisti con altri loro compari a inizio mese di un grave episodio di aggressione agli agenti di polizia. Uno di loro, il motorino, era stato fermato a un posto di blocco in Viale Tirreno. Di colpo è ripartito a tutto gas, ma dopo pochi metri ha centrato un altro ciclomotore e con i 2 a terra arriva la volante, che viene circondata da un nuvolo di facinorosi, uno dei quali sferra pure un pugno a un agente. C'è un fronteggiamento da film western, fortuna che i poliziotti mantengono il controllo e la situazione di grande tensione non degenera. Ora, grazie anche alle telecamere, il bullo del motorino, come dicevamo, ha la sua giusta denuncia. Resta il grave problema del controllo del territorio. Non esiste che la polizia sia costretta a battere in ritirata perché circondata da irregolari che le vietano l'ingresso in certe zone della città, come appunto in questo caso in Viale Tirreno. Tempo fa una scena simile c'era stata, ricorderete, a Librino. Occorrono posti di controllo fissi, più telecamere, più personale sulla strada. Non si potrà parlare seriamente di sicurezza e di legalità a Catania fino a quando ci saranno zone franche, dove legge e regole sono bandite, a cominciare dall'agibilità sul territorio. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.